Partite IVA e piccole e medie imprese sono tra le categorie che nel decreto Cura Italia non hanno trovato risposte ai problemi economici causati dal coronavirus. Dopo il decreto legge del 17 marzo, imprenditrici e imprenditori del territorio sannonatese si sono uniti per cercare di far sentire alla politica i loro bisogni e ora il gruppo conta oltre 150 persone, arrivando fino al territorio di Bassano del Grappa e di Vicenza. Per noi è ancora tutto buio. Siamo tutti senza soldi e non abbiamo fondi o nessuno che ci dia degli aiuti, perché lo Stato infine non ha stanziato niente per noi, a parte questi 600 euro che noi ci facciamo ben poco. C'è chi ha mutui, finanziamenti in corso e quindi è veramente nell'orlo di crisi comunque, perché non sa come fronteggiare questo problema qua. Sinceramente non vogliono chiedere aiuti alle banche perché si ritroverebbero a fare debiti per pagare altri debiti e questo spaventa tanti, che sia da negozi a ristoratori a tutti i tipi di attività. Siamo veramente allo stremo, non vediamo luce e non so come fronteggiare questa riapertura con tutte le restrizioni che loro ci chiedono e tutti i mezzi che loro ci chiedono per aprire di nuovo. Quindi che ci vengano incontro almeno con le spese per quanto riguarda attrezzature di sanificazione, che sia gel, che sia guanti, che sia comunque pannelli in plexiglass, quel che sia. Però ci devono dare una mano, che stanzino dei soldi per aiutarci, perché noi così non riapriremo più. Tra le questioni che preoccupano di più, oltre certamente alla mancanza di liquidità, c'è l'incertezza sulle condizioni di riapertura, che rischiano di cogliere totalmente impreparate le categorie. Sicuramente stiamo vivendo un periodo di grandi incertezze, quindi da che sia il piccolo artigiano al commerciante alla ristorazione ci troviamo in un punto dove sentiamo ripetere sempre le stesse cose, però non c'è niente di concreto che potrebbe venirci in aiuto. Basta dire ok, dicono che alcune attività possono riaprire, ma come? Quello nessuno lo ha ancora detto e non possono di certo dirlo 3 giorni prima dalla data X, perché giustamente ci deve essere un'organizzazione e c'è comunque difficoltà nel reperire quelli che possono essere i mezzi di protezione, quindi mettono veramente in difficoltà qualsiasi categoria. La tua preoccupazione più grande da qui a il mese prossimo, fra 2 mesi, fra 3 mesi, qual è? Allora sicuramente quello di non riuscire a fronteggiare le spese, ad esempio c'è ancora un punto di domanda che in quelle che sono attività commerciali che riguardano l'abbigliamento di dover sanificare i capi, perché giustamente se la persona la prova devo sanificarlo, però come li sanifico senza rovinarli? Perché se li rovino devo buttarli e quindi per me sono soldi persi, senza contare anche la questione saldi. Il governo non mi può imporre quando io devo mettere in saldo la mia merce, perché già ora mi trovo a aver perso una parte di guadagno invernale che mi serviva per acquistare la merce primaverile estiva e comunque non sono sicura di quella che è la situazione futura, quindi venirmi a dire tot giorno devi partire coi saldi estivi non è propriamente una cosa molto corretta nei confronti poi anche del commerciante che sta vivendo una situazione di difficoltà.